Sesto anno di collaborazione con Deltarte, tra Comune di Taglio di Po e Deltarte, e quest'anno, così come gli ultimi 3-4 anni, abbiamo coinvolto in questo progetto anche la scuola e ci siamo dedicati negli ultimi 3 anni a sviluppare la street art, cercando di unire tutta una serie di obiettivi che ci eravamo posti, che è quello di far conoscere l'arte contemporanea, l'arte moderna ai ragazzi delle scuole, farli lavorare con un artista di fama internazionale e lasciare un segno tangibile del loro lavoro nel nostro territorio. 3 anni fa abbiamo cominciato facendo il murales nel Parco Giochi di Piazza Venezia, poi l'anno scorso siamo passati alla scuola di Via Leonardo da Vinci. Quest'anno abbiamo deciso di provare a fare un nuovo esperimento, che è quello di cominciare a abbellire, rendere vive, dare del colore e dei contenuti alle cabine elettriche che sono sparse nel nostro territorio comunale. Questo per lasciare appunto un'impronta di significato nei vari quartieri di Taglio di Po, visto che cabine sono sparse un po' dappertutto, a Taglio di Po ce ne sono circa una decina, quindi in collaborazione con e-commerce, che sarebbe e-distribuzione, chiedo scusa, che è insomma, la vecchia Enel, tanto per capirsi, stiamo cercando di mettere in piedi questo progetto in modo che teoricamente l'idea sarebbe ogni anno fare una cabina diversa e quindi dare colore e contenuto a una zona diversa di Taglio di Po, in collaborazione con la scuola, in collaborazione con artisti di fama internazionale, con Deltarte, tutto questo per i nostri ragazzi, per crescere i nostri ragazzi, ma anche per lasciare un segno importante nel nostro comune, nel nostro territorio. Per presentare, per lanciare il calendario di Arte per la Libertà, che è il festival che nasce dalla fusione di Deltarte e Voci per la Libertà. Abbiamo quindi deciso di fare un laboratorio molto interessante con questi ragazzi delle medie di terza A e di terza C, proponendo loro proprio 2 donne che si sono contraddistinte ed è di estrema attualità proprio per i diritti umani. In questo caso abbiamo Madre Teresa di Calcutta, che ha fatto una battaglia costante proprio per i poveri, per i diseredati, per gli emarginati, e dall'altra parte appunto Malala, che è il simbolo dell'impegno proprio a livello anche dell'istruzione a partire dall'infanzia piuttosto che delle giovani generazioni. Quindi ringraziamo ancora una volta il Comune di Taglio di Po proprio per l'impegno profuso e anche per la passione che ci mette proprio tutti gli anni per questi eventi. Siamo arrivati infatti al 6° anno di Deltarte e piano piano con queste opere, con questi artisti internazionali, stiamo creando il nostro museo diffuso sul Delta del Po e quindi finalmente abbiamo proprio delle testimonianze tangibili di lavoro tra i ragazzi, la comunità locale e i nostri artisti. Chi dice che è un'arte minore, tu come rispondi? Secondo me non ci sono arti minori, arti maggiori. Adesso comunque la street art in realtà ha un grosso impatto a livello mondiale. E secondo me, come qualsiasi forma di espressione, è giusto non dividere tutto sempre per categorie o per importanza. Anche giovani, io incoraggerei i giovani a investire il loro tempo nella creatività, ma che può essere artistica, può essere lavorativa, può essere anche sentimentale. La creatività comunque di base l'essere umano ce l'ha, quindi è bene impiegarla. Se poi uno in questo riesce anche a tirare fuori un po' di se stesso e condividerlo con gli altri, secondo me è una cosa bellissima. Posso anche dire di Riccardo, avendolo visto lavorare, la precisione e la capacità anche di coinvolgere i ragazzi con un suo modo così paziente e come dire, senza mai essere invadente. Penso che da questa attività i ragazzi abbiano percepito indubbiamente la passione di Riccardo, l'amore per l'arte, per la sua attività, per il suo lavoro, e penso che questo sia incentivante per questi giovani per trovare professioni nell'ambito artistico. Gli esteri ci invidiano perché noi siamo un museo a cielo aperto, sì, e non altri paesi lo hanno. E questo qua è un valore aggiunto che io considero molto molto importante. Complimenti. Grazie.